comparti turistici balneare e montano, lo stesso assessore lo diceva un attimo fa, la situazione rimane molto difficile, rilevato che la maggior criticità si registra nell'ambito alberghiero del turismo delle città, città d'arte, città in regione con contrazioni, per riportare ad esempio un caso del capoluogo regionale pari al 65%, comunque termini molto importanti, alle presenze del mese di luglio, del 55% del mese di agosto, e con una generale contrazione sul fatturato rispetto al 2019 di circa il 65-70%. Constatato che la situazione investe anche il settore delle unità abitative, mobiliate ad uso turistico, non solo Trieste ha segnato il 20% di cessata attività, sono dati che ho voluto rilevare dalle organizzazioni di categoria, poi aspetteremo i dati ufficiali. Ricordato che il bonus vacanze, misura governativa dare stimolo al comparto turistico italiano, rimarrà valido sino al prossimo 31 dicembre. È rilevato che da uno studio di Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, il 58% di italiani ha in programma almeno un soggiorno nel periodo autunnale, con ritorno ovviamente alle città d'arte, alle città in generale, pari al 42% di questo 58%. Ecco, in virtù proprio di questi dati, è ovvio, della stagione che si approssima e che vede ovviamente il dato del mare e della montagna venir meno, interroghiamo la Giunta e l'assessore in particolare per conoscere se intende sostenere una prossima campagna promozionale, che sarebbe quanto mai urgente, della quale non abbiamo oggi a conoscenza o evidenza, e se questo sì, con quali modalità e investimenti, dedicata, come dicevo, specificatamente alle città d'arte e comunque alle città capoluogo della regione. Oggi a rischio di garantire la propria operatività ci sono numerose strutture ricettive che soffrono, in parte sono ancora chiuse, laddove ce n'è, magari si afferiscono la proprietà più di una struttura. Ricordo solo che lei un attimo fa ha detto come di 1300 iniziative del periodo estivo, 1000 siano state dedicate alla montagna, quindi evidentemente c'è stato uno sforzo. Io non vorrei che magari le attività di promozione nelle città si limitassero agli eventi enogastronomici. siamo appena stati reduci da un evento Friuli Doc a Udine, che sappiamo essere anche costato in termini di supporto, e chiaramente, ovviamente, coraggio della città di Udine a organizzare questo, ma i risultati mi sembra appaiono agli occhi di tutti piuttosto scarsi nell'attrattività. Ecco, non vorremmo che magari si procedesse solo su questo filone, mi sembra che ce ne sia annunciato un altro, la città di Udine, magari altri in giro. Forse dovremmo dare maggior qualità, maggiore sostegno appunto alla promozione, considerando anche appunto il fatto che altre regioni, in combinato disposto anche con il sistema dei voucher e quant'altro, danno un supporto nei termini appunto delle risorse culturali, degli eventi peculiari del territorio, e anche della combinazione di opportunità appunto di offerte speciali. Grazie, prego Assessore Bini. È evidente come a livello nazionale nei mesi estivi le città d'arte hanno segnato la maggior contrazione dell'operatività del comparto turistico e che il Friuli Venezia Giulia segue tali logiche, evidenziando come nel periodo estivo la maggior concentrazione di turisti si sia riscontrata nelle destinazioni mare e montagna. Si è di fatto rilevata una forma di allontanamento fisica dai centri urbani come reazione al lockdown prolungato e alla dovuta ricerca da parte dei turisti e dei cittadini di spazi aperti e distanziamento sociale. In tal contesto generale e per arginare tale riduzione, la linea strategica di Promoturismo è stata quella di dar continuità alle azioni puntuali, rafforzando in particolare i servizi già previsti di concerto con le istituzioni locali, e vado ad elencare città di capoluogo per città di capoluogo. Trieste: sono stati potenziati tutti i servizi di visita guidata, affrontando nuovi tematismi e implementando il numero dei servizi previsti. Sono stati garantiti i servizi di promozione on e offline delle principali mostre
È sviluppata la fruizione gratuita del sistema museale per il personale medico. Inoltre a Trieste è attivo ancora il tavolo per quanto riguarda la tassa di soggiorno. Udine, promozione specifica del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo mediante la realizzazione di un educational specifico per le guide del territorio. Pordenone, creazione di servizi di visite guidate ad hoc per il progetto Il Pordenone per il Cammino di San Cristoforo, presentazione della nuova iniziativa Art and Food. Gorizia, creazione di nuovi servizi di visita guidata sviluppando 7 nuovi tematismi a supporto della candidatura della città di Gorizia capitale europea della cultura del 2025. Sito UNESCO. Analogamente a quanto avvenuto sulle città d'arte sono stati implementati i servizi e le visite guidate sui territori con ampio riscontro di pubblico. Inoltre la strategia per sostenere le città d'arte si è concentrata nei mesi di agosto e settembre sulla realizzazione di 10 workshop online, 5 sul mercato Italia e 5 sul mercato estero. Nei prossimi mesi sono previste azioni promozionali per incentivare i flussi, in particolare nel weekend, attraverso azioni promozionali con campagne di stampa, radio, social, volte alla promozione di pacchetti specifici nelle nostre città d'arte, comprendenti il sistema culturale e gastronomico. Le azioni tenderanno a svilupparsi su un mercato di prossimità internazionale qualora la situazione non dovesse peggiorare, promuovendo pacchetti creati in collaborazione con il sistema ricettivo anche grazie alla nuova FVG Card, sistema implementato nel periodo estivo per consentire l'emissione delle card ai singoli hotel. Per le azioni elencate si ipotizza complessivamente un budget di spesa di circa 100.000 euro. Bene, prego. Sì, Assessore, grazie della risposta. Mi auguro appunto di vedere quanto prima tutta questa proposta. La chiusura con la cifra di 100.000 euro, ecco, questo forse mi lascia un po' perplesso per capire, perché con 100.000 euro onestamente non so quale campagna, considerando che leggiamo sui giornali quanto investimento si pensa di fare in maniera diretta o indiretta su alcune manifestazioni, cito una in Prosit in particolare, che mi sembra, no? Oppure quanto sembra si sia fatto su Friuli-Doc, certo è importante, che supera almeno di molto questa cifra. Allora, se 100.000 per tutte le città, per fare uno sforzo straordinario rispetto appunto a 2 mesi, con una penetrazione su mercati che ha detto lei, ecco, ci riserviamo ovviamente di capire quale sarà l'effetto. Ecco, io la ringrazio per la solerzia della risposta e anche la puntualità, ma appunto la cifra mi lascia leggermente perplesso. Credo che difficilmente andremo su qualche pagina di quotidiano che ecceda forse il livello locale. Già sul livello locale una pagina del noto quotidiano locale nostro costa già alcune migliaia di euro, per cui ecco, io mi riservo di dire che forse si potrebbe immaginare di calibrare meglio quali sono le iniziative già previste. Comunque mi ha dato una risposta e questa credo sia interessante, soprattutto a valutare successivamente quale sarà effettivamente la visibilità e l'effetto di tutto ciò che è stato annunciato. Grazie, passiamo all'assessore Callari. Ci sono